Un incubo nel quale è piombata una ragazza di appena 18 anni. La giovane mercoledì si era allontanata dalla casa famiglia nel Padovano in cui è ospitata e ha raggiunto Treviso. Nei pressi della stazione ferroviaria ha incontrato un 27enne nigeriano residente a Carbonera, regolare in Italia. I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbero appartati in un giardinetto della città per fumare una sostanza stupefacente, hashish o marijuana. Poco dopo la ragazza sarebbe svenuta. Quando ha ripreso i sensi il giovane non c'era più e lei ha capito che era successo qualcosa, che c'era stato un rapporto sessuale. A quel punto sotto shock ha chiesto aiuto ad una barista che ha chiamato il 112. La 18enne è stata accompagnata al caffoncello dove è stata sottoposta agli accertamenti del caso che hanno riscontrato delle abrasioni compatibili con una violenza sessuale. Nel frattempo i militari dell'Arma hanno rintracciato il presunto responsabile che ha fornito una versione in parte diversa dei fatti rispetto a quella della ragazza, affermando che il rapporto sessuale c'era stato ma era consenziente. Per il 27enne è scattato il fermo ed è ora in carcere in attesa della convalida. La ragazza invece, subito dimessa dall'ospedale, è tornata nella casa famiglia. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per chiarire completamente i contorni della vicenda.